Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video a cura di Matto Scacco. Oggi vediamo come catturare la regina avversaria in poche mosse. Chiaramente questo è solo uno dei modi e l'avversario nostro deve rispondere secondo queste successioni di mosse. Se non risponde così, la cosa non si può attuare. Vedremo che magari non sono le mosse migliori in assoluto, ma sono quelle trappole che vanno bene nel gioco veloce, quelle trappole che potete utilizzare contro il vostro vicino di banco a scuola, contro il vostro collega che magari non è un abile giocatore. Se incontrate un giocatore abile, sicuramente questa roba non riuscite a effettuarla, anzi vi troverete in svantaggio a breve. Ma è giusto una curiosità, andiamo a vederla e impariamo anche a divertirci con gli scacchi. E 4, l'apertura più famosa in assoluto. D5, difesa scandinava. Questa a volte la si vede giocare, quindi va bene. Qui uno che cosa si aspetta? Si aspetta e per e regina al centro, poi segue cavallo C3 e tante altre continuazioni. Ma noi non giocheremo la variante di cambio, ma giocheremo cavallo F3, andando a giocare un gambetto, ovvero diamo in offerta il nostro pedone per l'iniziativa. Il nostro cavallo va in G5, il cavallo si è sottratto dalla presa del pedone e allo stesso tempo da G5 minaccia la cattura del pedone. Adesso ci sono varie continuazioni. La più brutta in assoluto sicuramente è data da F5 perché lascia veramente l'ala di re sguarnita, quindi non l'analizziamo neanche. C'è la possibile alfiere F5 che sicuramente è la continuazione più forte e qui possiamo tranquillamente giocare cavallo C3. A questo punto abbiamo due cavalli che attaccano sul pedone, ma la variante che andremo a analizzare noi oggi è quella di cavallo F6, un'altra mossa che può risultare abbastanza spontanea da giocare. A questo punto facciamo ancora un altro gambetto di 3, quindi non solo abbiamo perso un pedone, gliene regaliamo un altro. A seguito della presa noi catturiamo d'alfiere. Siamo arrivati essenzialmente alla quinta mossa e ora, chiaramente se il nero gioca correttamente non avrà problemi, ma se il nero gioca H6 per togliere questo fastidiosissimo cavallo da qui, semplicemente perde la donna. Cavallo per F7, doppio tra donna e re. Giustamente il nero non può permetterlo. Re per F7, scacco con alfiere in G6. Il re è costretto ad andarsene, per esempio può andare in E6, può andare in G8, può semplicemente, ancora meglio, catturare il nostro alfiere e noi ora possiamo prendere tranquillamente la sua donna. Dato che il re si è allontanato così tanto dalla sua donna, è rimasta in difesa e quindi possiamo catturarla. Bene, come ripeto sempre, questi sono trucchetti un po' sottobanco che possono andare bene, possono andare male, chiaramente non sono mai da giocare in una partita seria da torneo a tempo ragionato. Ci vediamo alla prossima, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!